è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Le università sono sempre più coinvolte nel formare figure professionali richieste dal territorio e dalle imprese che vi operano. Ecco un'iniziativa dell'Università di Verona che vede la collaborazione tra gli altri di Confartigianato Vicenza. Il nostro tessuto imprenditoriale è costituito in larghissima parte da imprese familiari, una grande risorsa da preservare e incoraggiare alla luce del valore economico e sociale che rappresentano, sia nella loro veste di piccole realtà produttive che a maggior ragione come punto di partenza di storie imprenditoriali che raccontano di crescite dimensionali importanti. Un'indagine svolta dall'Università di Verona ha messo in luce però che le piccole e medie imprese a carattere familiare faticano di più a fronteggiare momenti di difficoltà e a rispondere alle mutevoli esigenze dei mercati, situazioni che richiedono un approccio di tipo manageriale con continui e mirati controlli interni. Se noi prendiamo a riferimento l'ultimo periodo in cui abbiamo visto tante imprese soffrire, un elemento caratterizzante è una complessiva riduzione della profittabilità e della marginalità di queste imprese. Questo richiede una grande attenzione per il futuro nel saper determinare correttamente i propri margini e le proprie leve d'azione anche per sfruttare questo da un punto di vista commerciale. L'Università di Verona, in collaborazione con Confartigianato Vicenza, propone dunque un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale sulla gestione delle imprese familiari, rivolto a imprenditori, manager e a quanti vorranno approfondire la tematica per apprendere o affinare competenze oggi indispensabili. Competenze che, proprio per la caratteristica anche che cerchiamo noi di dare al corso, possono essere apprese e inserite nelle aree tipiche in cui il familiare deve portare delle idee che possono essere lo sviluppo di un nuovo prodotto, ma anche e soprattutto imparare a gestire i rapporti con le banche, imparare a conoscere quelli che sono i propri rami di business e svilupparli in termini di profittabilità, misurata però sempre con gli strumenti che insomma, gli aziendalisti poi suggeriscono come efficaci: controllo dei costi, un budget, un business plan, cose utili a poter dare solidità nella struttura dell'impresa. Sono argomenti che partono da una prima analisi della dinamica del rapporto all'interno della famiglia, quindi fra famiglia e impresa, capire quelli che possono essere anche gli attriti, perché molte volte l'impresa va bene ma la famiglia crea degli elementi di disturbo e questi sono sicuramente una cosa negativa per l'impresa. Il corso partirà a gennaio. Gli interessati troveranno tutte le informazioni necessarie sul sito corsogif.it.